Ciao a tutti, oggi abbiamo pensato di fare una gita ad alto rischio flop, fiasco totale, perché stiamo facendo questa strada asfaltata che è via Vallestura e alla fine della strada dovrebbe cominciare un sentierino che ci porta al lago Pignatin, però ho paura che il lago Pignatin sia molto, il sentierino che ci porta lì deve essere un casino, mi sa, non lo so, vediamo, comunque noi ci proviamo. Diciamo che oggi sabato 15 aprile, Aprile, sì, è giusto, sì. 15 ottobre, anzi 15 novembre, 15 giugno. sabato 15 novembre, perché 15 giugno non abbiamo problemi col caldo. assolutamente. Vabbè, vediamo cosa succede, adesso andiamo avanti per questa strada qua e vediamo se riusciamo, al massimo torniamo indietro. Vabbè, se non dovessimo arrivare a destinazione, arriviamo fino a dove riusciamo ad arrivare, possiamo dire di aver fatto una gita lungo il fiume Stura, che per noi queste zone qua sono sconosciute, non ci siamo mai venuti. Masone, non l'ho detto che siamo a Masone, lo dico adesso, siamo in zona Masone, però noi siamo sempre andati dall'altro lato, cioè tutte quelle gite più famose, compreso Passo del Turchino, Passo del Faiallo, Forte di Geremia, tutte quelle cose lì. Qua siamo dall'altro lato che ci passa l'alta via che porta a Colla di Traglia, dal lato destro nostro. Vabbè, vediamo cosa succede. Dopo una casa finisce l'asfalto e comincia questa sterrata qua. Roba che se fosse tutto così fino al lago Pignatin, ma la vedo molto difficile. Vabbè, vediamo un po'. Guardo un po' di ravanage, ma il sentiero che prosegue è questo. I bambini si sono fermati lì perché non vedo fare questo casino. C'è 1 chilometro che mi separa dal lago di Pignatin e vediamo com'è, se è possibile proseguire. Vedo che il sentiero è segnato riga gialla, quindi al massimo c'è un po' di vegetazione, ma dovrebbe essere tranquillo. Vediamo un po' cosa succede. Bene, manca 600 metri, 650 metri e il laghetto dovrebbe essere dietro questa curva qua. Non è proprio un sentiero spettacolare, nel senso che è piccolino, bisogna stare attenti a non cadere giù di sotto e c'è tanta erba, vabbè, l'erba era inevitabile, è un po' così. Qua va già un po' meglio prima, ma ci sta tutto comunque, però ancora una volta guardate qua, ho avuto intuizione di non portarci i bambini perché poteva
a vista da distante, ma me l'ero data che era un po' un casino, più che altro un po' pericoloso, ecco, tutto lì. Per i bambini, per gli adulti è un gioco da ragazzi. Allora, diciamo che l'ultima parte, 50-100 metri di sentiero per arrivare giù al laghetto, sono assolutamente perché c'è un sacco di vegetazione. Vabbè, ma quella sarebbe niente, non si vede dove si mette i piedi, è ripidissimo e c'è un sacco di rocce da saltare, insomma un po' da scalettare, quindi niente. Però con la giusta attenzione si fa, come del resto tutto il resto del sentiero dopo il guado, bisogna stare molto attenti. Allora, la cosa buffa, ma assolutamente non buffa, perché ho vissuto tipo un quarto d'ora di super panico, che quando sono arrivato dove li avevo lasciati a mangiare, questi tre non c'erano più, sono andati via perché si sono spaventati che io non ero ancora ritornato. Sono andati a chiamare i soccorsi. No, poveracci, mi dispiace. E io non li ho visti, ho detto dove diavolo sono, ho preso una corsa mostruosa per vedere se li trovava, perché ho detto bah, si saranno sentito male qualcuno, sono scappati, un cinghiale, un branco di lupi, non lo so. Meno male che sono qua tutti qua. Siamo tutti vivi e vegeti. Sì, sì, Tutti e mamma mia, tutti vivi e vegeta. Vabbè, niente, non ho più ripreso nulla, ma intanto era la strada di ritorno, quindi va bene così. La gita sarà una decina di chilometri e 200 metri di dislivello, sarebbe semplicissima, a parte insomma gli ultimi 2 chilometri sono un po' incasinati, ecco, diciamo così. Ok, dopo il mini spauracchio la nostra gita si conclude qua. Mancano più 500 metri alla macchina, la strada è la stessa che a Carereccia, e piccolo appunto, in Vallestura non c'è connessione, quindi se vi dividete sapete già che per un tot non vi potete sentire. Se vi va, iscrivetevi al nostro canale, ci aiutate a crescere, e alla prossima, ciao!